Nel Comelico e quindi nell'area di montagna, in tutto il Comelico manca un pediatra, quindi come si può pensare che lì ci sia la possibilità dell'insediamento delle famiglie, l'insediamento delle famiglie per poi vivere in quel territorio quando manca un elemento essenziale come è il pediatra. La carenza di medici di medicina generale e di pediatri si fa sentire. Se in Comelico addirittura non ce ne sono, nel resto della regione i tassi sono tra i più bassi in Italia e in Europa. Basti pensare che nella nostra regione ci sono solo 6,4 medici ogni 10.000 abitanti, mentre in Portogallo la media è di 29,8 e in Francia di 13,8. Attualmente ne mancano 726, 80 nella sola provincia di Padova. I dati sono stati presentati in occasione del convegno La desertificazione dei servizi sociosanitari a cura di CIA Veneto. Oggi sempre di più si sta subendo nelle campagne la desertificazione anche della popolazione. Se non ci sono servizi, e qui li vediamo, anche i servizi medici sono determinanti, le persone non stanno nelle campagne, non stanno nelle aree marginali, quindi è un grosso problema, è un problema che dobbiamo attingere, dobbiamo valutarlo in maniera attenta per valorizzare appunto la sostenibilità all'interno delle nostre campagne. Bisogna cambiare il paradigma della programmazione regionale, andando oltre al concetto di popolosità che porta servizi nelle aree più densamente abitate, lasciando però altre aree sguarnite. Un esempio ne sono le case di comunità. Noi abbiamo una concentrazione di case di comunità sull'asse Verona, Vicenza, Padova, Venezia, e invece una bassissima presenza per quanto riguarda la provincia di Belluno o la bassa provincia di Rovigo. Per cui va ripensato il modello, dando impulso a quelle che sono le situazioni organizzate del territorio, tra cui le medicine di gruppo integrate dei medici di famiglia, che arricchite di personale sia infermieristico, sia di personale amministrativo, sia di strumentazioni che gli consentono una vera telemedicina, e dandogli anche l'idoneo riconoscimento economico, visto il maggiore impegno sanitario che ci vuole, trasformarli in case di comunità spoke, che siano integrate e collegate, ma siano molto più diffuse.